Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Questa sera eccezionalmente nei nostri studi c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi, perché il sindaco Giordani è impegnato a Roma per impegni istituzionali. Allora vice sindaco, buonasera, bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti voi. È la prima volta che passa a trovarci dopo la pausa estiva, insomma le chiedo come ha trascorso l'estate. Bene, ho passato una bella estate con la famiglia, ho passato finalmente un po' di tempo con mia figlia, siamo stati prima al mare e poi in montagna, abbiamo fatto una settimana, insomma, quindi è stato un bel momento di ricarica, ma siamo già a lavoro. Sì, anche perché avevamo fatto questo ragionamento proprio con il sindaco Giordani in occasione della prima puntata di questa stagione del Sindaco Risponde, dicendo insomma che questo e forse il prossimo saranno 2 anni decisivi sotto molti punti di vista per il futuro della città, quindi insomma anche voi siete parecchio impegnati. Sarà un anno dove inizierà a vedersi, come dire, il lavoro di progettazione e finanziamento degli scorsi anni, quindi arriva tutta l'ondata di progettazione e finanziamento PNRR, che sono una manna dal cielo, perché questi sono periodi molto difficili per le casse delle amministrazioni comunali. Noi riusciamo a sopperire a questa grande difficoltà con i finanziamenti PNRR, che sono dedicati a alcuni filoni strategici, e in questi filoni strategici noi saremo altamente performanti, super performanti, talmente performanti da essere anche un po' invasivi con una città che sarà, come dire, anche occupata da cantieri e lavoro. E invece saremo un po' deboli su quei progetti che contano sul finanziamento delle casse comunali. Quindi questo è un periodo che va interpretato in questo modo, cioè cercare di fare cassa e di fare più fatturato in termini di qualità della città con quello che passa al convento, si dice, no? Cioè con le risorse che ci sono, PNRR, e quindi noi abbiamo spinto molto su quello e siamo tra le città che si sono aggiudicate più fondi europei in tutta Italia, cioè noi avremo trasformazioni per oltre $500 miliardi, con i quali lavoreremo su mobilità sostenibile, tram, 10 milioni di euro di ciclabili, ma anche spazio pubblico, riqualificazioni nei quartieri, scuole, impianti sportivi, insomma una bella iniezione, diciamo, di freschezza. Sarà l'occasione per, noi così l'abbiamo intesa, dare un cambiamento anche in senso di modernità e di sostenibilità alla città. Abbiamo parlato più volte, voi avete più volte rassicurato, però è doveroso chiederglielo di nuovo, vice sindaco. Riuscirete a completare tutto quello che è stato finanziato dal PNRR entro il 2026? Perché sennò si creano dei problemi non indifferenti. Allora, noi non abbiamo un solo progetto che è indietro rispetto alla tabella di marcia. Il PNRR, ormai abbiamo imparato, abbiamo questa scadenza che è 2026, però non è l'unica scadenza. In realtà i progetti hanno delle tappe intermedie di scadenze che dobbiamo rispettare: la progettazione, l'indizione della gara, l'aggiudicamento dei lavori, e quindi tutte queste cose. Non c'è un progetto sul quale siamo indietro, anzi abbiamo agganciato ultimamente dei finanziamenti per un ricicleria, quindi un'area di utilizzo, diciamo, ambientale ecologico, proveniente da fondi che altre città non hanno utilizzato e che Padova invece è riuscita ad accaparrarsi, perché il governo giustamente è anche impegnato, tutto sto dibattito sulle risorse, a capire se il Paese ce la fa ad investire tutte quelle risorse. Noi siamo perfettamente in linea. E allora questo sicuramente è una buona notizia, vice sindaco. Parlavamo di una città destinata a cambiare volto da qui al prossimo futuro. C'è un quartiere che invece cambierà volto entro poco tempo. Stiamo parlando dell'Arcella, avete sul piatto diverse questioni. Facciamo così, andiamo a vedere il servizio, ripiloghiamo un po' come cambierà il quartiere Arcella e poi ne discutiamo insieme. Vediamo.
Il quartiere Arcella diventerà un polo della cultura grazie alla rigenerazione di 2 spazi, l'ex Configliachi in via Reni e l'ex CONI di Piazzale Azzurri d'Italia, di cui sono stati approvati i rispettivi progetti esecutivi. Sono 2 edifici che rappresentano il declino di Arcella. Abbiamo rispettato i tempi, abbiamo fatto un bando per la progettazione. L'ex Configliachi sarà trasformato in centro di quartiere con oltre 400 metri quadri di spazio espositivo, aree per le associazioni e una sala da 90 posti per incontri, presentazioni e sedi coworking. Diventerà sede anche di una scuola di alta cucina, mentre la parte posteriore è destinata a diventare la nuova sede del Liceo Marchesi. L'ex CONI, che sarà abbattuto, lascerà invece il posto al nuovo San Carlo Center di U30, una innovativa mediateca multiculturale di 2000 metri quadri con spazi per laboratori creativi e completa di caffetteria e ristorante con ascensori in vetro che porteranno su una terrazza panoramica. Ci saranno anche residenze sociali e appartamenti destinati agli artisti. È una rivoluzione, si riqualifica un quartiere che ha già fatto molti passi in avanti attraverso investimenti in cultura e la creazione di spazi inclusivi incentrati sulla valorizzazione dell'arte contemporanea. Una grande operazione culturale destinata a cambiare anima, volto e la stessa identità complessiva di quel quartiere. Progetti questi finanziati grazie al PINQA, il progetto Qualità dell'Abitare, e al PNRR per un importo complessivo di 15 milioni di euro. I lavori inizieranno la prossima primavera per terminare entro il 2026. Vice Sindaco, chi frequenta l'Arcella sa insomma, che l'ex CONI, l'ex Configliachi insomma, sono 2 zone un po' delicate della città, magari negli ultimi anni erano finite in qualche modo un pochettino nel degrado, insomma avevano perso, diciamo così, il loro splendore. Ecco, voi con questo andate a fare un'operazione molto importante sia dal punto di vista dell'immagine estetica ma anche dal punto di vista della funzionalità di queste strutture. Sì, ha detto molto bene l'assessore Colasio prima nell'intervista, 2 simboli, perché poi anche, come dire, i luoghi hanno la loro importanza, la simbologia nelle sistemazioni ha il suo peso. 2 luoghi che erano simbolo del declino, del degrado, dell'abbandono di un quartiere, ma esattamente come magari poteva capitare da altre parti. Di Arcella si parla da molto tempo perché è un po' che organizziamo questo intervento che finalmente entra nel vivo, ma noi non è che lo intendiamo di un lavoro sull'Arcella per l'Arcella, appunto. Stiamo lì sperimentando e stiamo lì vedendo e organizzando un nuovo modo di ridisegnare la città, di organizzare la città. Una città che non deve avere le sue bellezze, le sue attrattività, le sue funzioni importanti solo nel centro storico e relegare alle periferie il luogo dove la gente va a dormire e poi la mattina prende parte e va a lavorare. I quartieri devono essere i luoghi dove noi mettiamo grandi funzioni e mettendo grandi funzioni diventano, come dire, quartieri che si specializzano hanno un ruolo particolare in città. Pensiamo alla Stanga, con l'arrivo della questura, anche lì dove prima c'era il simbolo dell'abbandono, del degrado e della criminalità, ci mettiamo la questura di Padova. Stiamo riunendo la commissione per esaminare le proposte sulla progettazione, quindi tra un po' vedremo le prime immagini della questura nuova di Padova in via Anelli. Anche perché voi siete stazione appaltante. Esatto, quindi grandi funzioni da mettere nei quartieri per dare un futuro, non posto solo dove vivere, dove dormire i quartieri, ma posti in cui la città si organizza e organizza le funzioni principali. Alla Stanga i servizi con la questura, più avanti verso San Lazzaro poi c'è il nuovo polo ospedaliero, quindi quell'asse ha una sua logica. All'Arcella stiamo pure lavorando su questo tipo di città che si ridisegna, questo modello di città che si allarga, diventa più diffusa e porta qualità nei quartieri. L'Arcella è un quartiere con un grande fermento culturale, con una grande composizione residenziale, una forte presenza di classe borghese, ma anche una grande componente studentesca. È il quartiere anche dove
un po' anche innovativo della città, forse da certi punti di vista, dove si sperimenta. Esatto, perché c'è un fermento culturale importante. C'è anche il tema della convivenza, perché l'Arcella è anche un quartiere in cui abbiamo più negozi anche di etnie, di culture diverse, perché vivono anche persone che arrivano da altre parti, del mondo. Quindi quello è il veicolo, come dire, quello è il luogo dove il veicolo culturale e il ruolo della cultura, del fermento culturale può essere importante. Ecco che le trasformazioni che portiamo nei due grandi simboli del declino, l'ex CONI e l'ex Configliacchi chiusi e abbandonati da decenni, devono diventare il simbolo del rilancio attraverso il vettore dell'aggregazione sociale e della cultura. All'ex CONI, come raccontava Colasio, una grande mediateca, uno spazio espositivo, e al Configliacchi spazi di formazione, spazi civici e anche lì, come dire, tutto quanto serve per coworking e tutto quanto serve per diciamo creare aggregazione. Lì passa la linea di tram e quindi insomma un'opportunità. Nuova vita veramente per questo comparto. All'Arcella, tra l'altro, ha già cambiato volto un'altra zona precedentemente più che degradata, lasciata all'abbandono, vale a dire l'area Valli, che adesso di fatto è un parco, è un giardino, avete totalmente riqualificato, anche questa nel pieno proprio centro del quartiere, quindi ancora di più l'Arcella sta cambiando volto. Un altro simbolo di una battaglia che i residenti di quel quartiere hanno compiuto, lì era prevista la realizzazione di un grattacielo, uguale a quello che c'è di fianco, era un'area privata. Che è questa qua, giusto? Sì. Esatto. Sì, questa qua. I cittadini dell'Arcella per decenni hanno combattuto chiedendo che quell'area diventasse un'area pubblica e un'area che rimanesse verde a disposizione dei cittadini. Il Comune l'ha comprata e l'8 di settembre, sabato questo, ci sarà una grande festa, anzi siete tutti invitati dalle 15 fino a sera. Ci sono 30 associazioni che hanno organizzato una grande quantità di eventi, di manifestazioni, di attività, di spettacoli e quindi l'area sarà animata. È il primo passo concreto di un ragionamento di cui sentiamo parlare da ormai molti mesi, anche diversi anni, che però adesso ha tappe molto scadenzate ed entra nel concreto, perché 8 ottobre apre l'area Valli. A fine ottobre iniziano i lavori per la riqualificazione di Piazza Azzurri d'Italia, l'area di fronte, la grande piazza dell'Arcella. Sarà una piazza, la nuova piazza sarà più accogliente e più verde, con nuove aiuole, con anche nuovi alberi, e convertiremo le pavimentazioni stradali, dove c'è il parcheggio delle auto che rimarrà, da pavimentazioni in asfalto a pavimentazioni permeabili. La sostenibilità regge tutti gli interventi che stiamo facendo. Sarà ancora la piazza del mercato, quindi il mercato glielo stavo per chiedere, quindi rimarrà lì il mercato. Continuerà a rimanere, e questi lavori li vedremo iniziare da fine ottobre, 5 mesi di lavoro. Febbraio-marzo invece iniziano i lavori all'ex CONI. L'ex CONI verrà demolita, quella palazzina, e verrà realizzata una nuova palazzina più moderna, tecnologicamente avanzata, indipendente dal punto di vista energetico, dove realizzeremo lì il centro culturale. A ruota partono i lavori anche per il Configliacchi. Nel frattempo, chiudo il cerchio. Sono tante le cose, se le devi ricordare tutte. Esatto. Nel frattempo stiamo sistemando anche le piazzette di fronte alla scuola, per mettere in sicurezza i luoghi che i nostri ragazzi, come dire, frequentano tutti i giorni, allontanando un po' le auto, offrendo uno spazio pedonale più bello, che hanno progettato loro. Sono andato nelle scuole e insieme abbiamo come dire, progettato l'area. Non è solo un gioco, è l'opportunità anche di parlare con una generazione, i ragazzi che fanno le scuole medie, 11, 12, 13 anni, ai quali le istituzioni difficilmente parlano. Per me è stata una grande opportunità anche quell'incontro. Ecco, questo
vedrà l'autunno come dire, all'Arcella, così come vedrà tanti lavori insomma, in città da altre parti. Che sicuramente avremo modo di parlarne. Ci prendiamo adesso una brevissima pausa, torniamo subito dopo con la seconda parte del Sindaco risponde. Affronteremo un altro tema importante, quello legato alla qualità dell'aria, all'inquinamento, perché con ottobre scattano le limitazioni antismog e più in generale anti-inquinamento. Sarà l'occasione per parlare anche di viabilità, altro tema fondamentale per il futuro della città. Rimanete con noi.